Una mattinata come tante, ma non come tutte sul ponte di Grisignano. I lavori fervono, va di scena il collaudo del ponte sulla strada regionale 11. Mancano solo le barriere e la segnaletica, poi si può riaprire una delle arterie più importanti del Veneto perché collega Vicenza con Padova. Sì, dai primi di luglio tornerà la normalità su questa grande arteria, la strada regionale numero 11, un'arteria che conta circa 40.000 veicoli giornalieri, quindi tra traffico leggero e traffico pesante, che vanno a servire appunto tutte le zone artigianali, industriali lungo questa grandissima arteria. Ritroverà così la pace via Palladio, che in queste settimane è stata travolta dal passaggio quotidiano di migliaia di macchine deviate in questo piccolo quartiere residenziale. E torneranno ad avere una strada riservata solo e esclusivamente per i residenti. Ovviamente dovremo andare a ripristinare e risistemare le banchine e anche il manto stradale per renderli più tranquilli come lo sono sempre stati. Anche le attività produttive e commerciali della zona hanno sofferto con pesanti deviazioni dei camion, ma il ponte oggi finalmente è pronto. Questo ponte storicamente è stato costruito nel 1927 da maestranze locali. I lavori che sono stati eseguiti è di costruire un nuovo ponte sopra l'esistente ed è il motivo per il quale ci sono voluti 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi di lavoro. È un ponte che adesso è di prima categoria e quindi garantirà anche il traffico di mezzi eccezionali di passare in tutta tranquillità. E auspichiamo, anzi sono convinto che con questa lavorazione per molti anni questo ponte non dovrà più subire alcun tipo di intervento né manutentivo né anche di ripristino. Insomma, i lavori realizzati da Veneto Strade per un valore, per la precisione, di 845.485,07 euro possono considerarsi finalmente terminati. A questo punto non resta che riaprire il ponte, se tutto va bene, già domani, 1° luglio, come previsto.